Sono felicissima che siate tutti qua con me, come sempre mi seguite, siete bellissimi, vi voglio un sacco di bene e sono veramente felice che siete qua oggi per festeggiare con me e a vedere i miei quadri. Adesso lascio parlare il dottor Paleani, storico e critico d'arte. Buonasera a tutti, fa piacere anche a me stare in questo palazzo storico. Ed è un bel contenitore perché le opere, io l'ho sempre visto un po' in fotografia, a parte una fuggevole visita che ho fatto nello studio di Denise, ed è particolare perché poi ho visto Alfonsina e quindi mi ha colpito molto. Io in genere non parlo a getto perché quello è la mia impressione di quello che ho visto in questo momento. Particolarmente questa sua particolare arte nel fare ritratti, ma anche fare ritratti che a me mi fanno tornare indietro nel tempo. Infatti quando gli ho detto ma sembra di ritornare in queste forme di disegno come nell'Accademia Carracci, no? Quando obbligavano tutti in pratica a disegnare per poter diventare bravi artisti, e questo mi ha colpito. Io adoro moltissimo quello che è la ritrattistica, diciamo, e l'antico. Del contemporaneo, che ho pure pubblicato un volume contemporaneo che ho scritto con 100 artisti, cos'era il contemporaneo. Per me il contemporaneo ogni giorno è il sentimento che ha l'artista, perché non siamo obbligati a dover costruire qualcosa di diverso per dire qualcosa di diverso nel mondo dell'arte, perché dopo si fanno opere che non sono opere. Sull'astrattismo, come dico sempre, sull'astrattismo è un qualcosa di particolare, ci si arriva gradatamente. Infatti a Denise ho sempre detto, guarda Denise, l'importante è che tu parti dal figurativo, perché il figurativo è un progetto artistico e lei ha un progetto artistico e diciamo che si ferma negli anni 20, perché io quando ho visto dico ma è un percorso particolare negli anni 20. Infatti c'è un'opera di una donna col seno nudo, ho detto ma questa l'ho vista in fotografie tipo Lumiere, no? Quando il percorso particolare dell'epoca, no? Facevano queste foto di nascosto che vendevano, no? Che era la pornografia dell'epoca, e invece lei ha colto in espressioni anche probabilmente molto tristi. Sia lei ha sempre un sorriso, ma probabilmente nel suo animo non è così. Quando ho scritto una poesia, no? che ho mandato su che cos'è l'amica, no? Che la vedi sempre sorridente e tutto, quando poi torna a casa invece dentro è triste, e quel modo di esprimere la sua amicizia con l'amico è il sorriso. E in tutte le opere di Denise c'è questo velata tristezza particolare, per non arrivare addirittura fino ad Alfonsina, poetessa, drammaturga argentina che si è suicidata, e quindi rappresentare un'opera di una persona che si è suicidata è molto particolare, e io lo chiamo le velature, no? Come le opere che vengono tutte velate, questa forma che ha Alfonsina, no? È come se sta nell'acqua, dentro l'acqua e non sta nell'acqua. E come quest'altra è bellissima, questo particolare di una rappresentazione in pratica di lei che cammina sopra l'acqua, ma in fin dei conti è morta. Quindi diciamo che ecco, per esempio anche quest'altra opera che è L'amore cieco, mi ha colpito particolarmente, dove lei mi ha raccontato che in pratica ha costruito questo quadro quando vedeva un campo di fichi, no? E quindi da quello ha costruito queste donne senza occhi, molto particolare, e diciamo che la sua rappresentazione stilistica è molto sull'acquarello, il pastello e l'acrilico, che dicevi, anche l'olio, quindi una fusione di elementi che in genere la difficoltà di un artista a saper fare bene
un ritratto e l'acquarello, perché l'acquarello non puoi sbagliare. Con l'acquarello una volta che hai dato la mano sopra è quello. I colori ad olio infatti si prestano molto di più alle modifiche, infatti anche grandi pittori, no? Grandi artisti, no? Che facevano le opere ad olio ogni tanto rintervenivano sopra, e quei grandi artisti sono grandi artisti perché se vediamo i loro disegni che erano fatti di getto con carboncino o ad acquarello o acquarello e pastello di quel Mingucci, no? Nel 1600 che ha fatto tutto il Ducato d'Urbino acquarellato e faceva ad acquarello e pastello, lì non ti puoi sbagliare. Quindi la mano di un artista si vede quando opera sull'acquarello. Quindi il percorso di Denise, sono molto contento di averla conosciuta occasionalmente perché stavamo a San Marino in una mostra, l'avevo presentato, ci siamo... Sono contenta anch'io di essere entrata nella tua accademia evolutiva. Vengo dal Salone del Libro di Torino e sono stato presentato 3 opere di Leonardo da Vinci, perché io sono specialista su Leonardo da Vinci, ho scritto su Leonardo da Vinci e quindi scrivendo su Leonardo da Vinci, quindi già interpretare quello che vedo su Alfonsina, appunto dicevo le velature, no? Appunto posso dare una distinzione sui vari artisti. Ho creato questa accademia evolutiva di cui fanno parte tutti gli autori, perché io sono anche editore, da 39 anni faccio l'editore d'arte e di archeologia, quindi i miei autori fanno per diritto parte. E poi ho degli allievi, ho per adesso 3 allievi, no? 3 allievi, uno nel mondo dell'informatica che è qui presente, che è Luca Gianni, e uno è Laura Spotti, che è poi la mia assistente che mi segue, che è critica d'arte, e Denise. Con questo in pratica è interessante perché poi affronteremo il percorso, no? Sia dal laboratorio, quello che è artistico, al laboratorio informatico, perché io ho un laboratorio di scansione digitale materica e faccio le perizie delle opere d'arte importanti, di grandi opere. Quindi lo studio di questo percorso, no? Può essere l'evoluzione di Denise, perché adesso lei sta all'inizio, il percorso è lungo, è giovane ancora. No, non è giovane, è giovane. Tanto adesso, come diceva Woody Allen, no? Io dico sempre questa barzelletta quando mi dice giovane, no, non è. Woody Allen lo intervista, le chiama l'assicuratore e dice: senti un po', ma io quanto andrò a prendere se faccio i versamenti quando ho 120 anni? Capito? Questo per far dire che la vita è cambiata, sia il percorso di vita, quindi, e poi la passione, perché nel mondo dell'arte non è detto, come dicevo prima anche ad altri, non è necessario uscire da un'accademia, no? Un'accademia con titolo e tutto, perché se non c'è l'amore dell'arte e si fa per la passione dell'arte e non per l'aspetto economico, perché molti partono dal principio devo diventare bravo perché poi dopo guadagno, si deve partire in tutte le materie, si deve partire dal piacere di farlo, perché se uno fa qualcosa con il piacere, dopo il guadagno c'è, sicuro, perché uno viene riconosciuto per quello che fa, perché lo fa con gioia e con piacere. E questo io lo do come esempio per quello che è successo a me, ossia, io sono sincero, sono arrivato a un certo livello, che sono arrivato perché io godo, per esempio, quando studio nei manoscritti, vedo, faccio delle scoperte. Quindi l'arte è tutto uno, ecco perché l'Accademia Evolutiva Umanistica, perché oggi la super specializzazione sta tagliando quello che è la globalizzazione della conoscenza. Cioè, specializzarsi va bene, però bisogna avere un panorama anche concreto su tutto il resto, quindi non solo quindi la pittura, ma anche la scultura, il mosaico, il restauro, quindi tutto un percorso particolare, no? Nel mondo, per esempio, il mio mondo dell'archivistica, i documenti, no? E quindi lo studio anche di artisti fatti in un certo modo, che faremo, un percorso che faremo, sono quello che poi danno le idee, no? Per poter fare certe cose.
Lei però già un percorso ce l'ha, perché già questo percorso degli anni 20, questo percorso degli acquarelli, la ritrattistica, e lei è brava sui ritratti, perché conosco tanti che fanno i ritratti venendo pure dall'accademia, non sanno fare i ritratti e dicono sempre ma questo è quello che vedo io, ma no, ma il ritratto è come una fotografia, il figurativo è inutile, il figurativo è figurativo. Se uno è bravo fa il ritratto fatto bene, quasi come una fotografia, magari mette uno sfondo diverso, idealizzato, no? Oppure fa delle espressioni, no? Particolari, che poi possono essere, quando uno fa il ritratto in genere, io dico sempre fai il ritratto dal vivo, molti fanno il ritratto e ci mi mandi la fotografia che faccio il ritratto, errore, il ritratto si fa dal vivo, è un errore gravissimo, perché anche se è una noia per chi sta seduto e sta lì fermo, però in quel momento lui esprime quello che è la sua sensazione, quindi l'artista coglie questa sensazione e quindi fa il ritratto. Ecco, quindi volevo fare una piccola panoramica, non per fare il saccente, perché non lo so, no? Ma per dare un'idea di quella che è in pratica il percorso di Denise, e io sono molto contento di stare qua con tutti voi. Grazie. Di attenzione, per cortesia, adesso Giulia interpreterà questo brano tratto dalla vicenda di Alfonsina, che vedete accompagnata alla chitarra da Franco Capellini, canterà anche Marina Palmaggi, che prima vi spiegherà meglio questi quadri, queste opere, queste canzoni e tutto quanto. A voi. Vorrei presentarvi innanzitutto la poetessa Alfonsina Storni, che è all'origine poi di questa tematica. Alfonsina Storni era figlia di italiani emigrati prima in Svizzera, nella Svizzera di lingua italiana, e poi emigrati in Argentina, dove ha svolto un'azione anche culturale d'avanguardia. È stata una poetessa coraggiosa per i suoi tempi, toccava tematiche spinose, soprattutto se trattate da una donna. E ha avuto una vita molto piena, molto ricca. Ha avuto un amore non fortunato, perché l'uomo da cui ha avuto un figlio l'ha poi lasciata quasi senza spiegare il perché. Lei si è trovata ad affrontare un mare che temeva incurabile, forse per quei tempi era incurabile, e soccombe a questo dolore gettandosi in mare a Mar del Plata. La canzone Alfonsina y el mar racconta proprio i suoi ultimi istanti di vita. Alfonsina quasi aveva preparato dentro il suo cuore questa scelta drammatica, e è impressionante il fatto che Ariel Ramirez, argentino, il più grande compositore del secolo scorso, è scomparso da 9 anni, Ariel Ramirez si è intenerito per questa vicenda e le ha dedicato una canzone, Alfonsina y el mar. Questa canzone che poi la pittrice, la nostra artista, ha ascoltato e ne ha tratto ispirazione per i suoi quadri. È bello notare come quindi questa è una sorta di... è l'arte che ispira l'arte, quindi è il riflesso del riflesso di una emozione che però nel corso, passando da un'arte all'altra, si arricchisce, non si annappa, non si impoverisce, e questa è una cosa bellissima. Vi dico brevemente, vi leggo alcuni versi della poetessa, da cui capiamo che dentro di lei questa vicenda si prepara da lontano, viene da lontano. Poesia di amore per il suo uomo. Al di sopra di tutto amo la tua anima. Attraverso il velo della tua carne la vedo brillare nell'oscurità. Mi avvolge, mi trasforma, mi satura, mi affascina. E c'è una poesia delle sue ultime in cui sentiamo già l'atmosfera e il dramma che sta maturando in lei. Anche qui vi leggo solo dei passi, ma sono molto significativi. Dice, è intitolata Io sul fondo del mare. Dice, in fondo al mare c'è una casa di cristallo.
a una strada di madreperle conduce. Dormo in un letto un poco più azzurro del mare. Nel bosco verde che mi circonda dondolano e cantano le sirene di madreperla verde mare. Ecco, queste sono immagini che ritroveremo nella canzone, a cui l'autore delle parole, che è Felix Luna, un autore che ha fatto molte cose, fra cui Navidad Nuestra, per esempio, con Ariel Ramirez, si è sicuramente ispirato. E quindi questo canto, in cui viene nominata anche la sua nutrice, l'unica che le era rimasta vicina, perché il figlio era già lontano, è rimasta vicino nei momenti più difficili, dice: spegni la lampada, nutrice, lasciami dormire in pace. Non le dice cosa stava per fare, e se torna lui non vive che ci sono. Ma vi leggo proprio le parole, il testo, perché è estremamente, ci farà gustare di più la canzone. Una versione leggermente diversa da quella che c'è comunque qui, che ho fatto facendomi aiutare proprio dall'autore stesso, perché noi eravamo amici e con Ariel Ramirez e quindi ci conoscevamo bene. Sulla sabbia lieve che il mare lambisce, la sua piccola impronta non tornerà più. Un sentiero fatto di pena e silenzio è finito nell'acqua profonda. Un sentiero di mute angosce è arrivato fino alla spuma. Solo Dio conosce il tormento che ti ha accompagnata. Che dolori antichi ha nascosto la tua voce perché ti abbandonassi cullata dal canto delle conchiglie marine. La canzone che nel fondo oscuro del mare la conchiglia canta. Te ne vai, Alfonsino, con la tua solitudine. Che poesie nuove sei andata a cercare. Una voce antica di vento e di sale ti dilania l'anima, se la porta via e tu vai laggiù come in sogno, addormentata, Alfonsina vestita di mare. 5 piccole sirene ti condurranno lungo sentieri di alghe e corallo e fosforescenti cavalli marini ti faranno un giritondo intorno e gli abitanti dell'acqua vengono subito a giocare accanto a te. Abbassami un po' di più la lampada, lascia che riposi, nutrice, in pace. E se chiama lui, digli che non ci sono, di che Alfonsina non torna. E se chiama lui, non digli più che ci sono, di che me ne sono andata.
Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos darán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar junto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no de risa en paz, y si llama él no te